Altro controesodo, un nuovo caso a Raffadali, il sindaco Cuffaro chiede test gratuiti per chiunque arrivi in Sicilia, obiettivo scongiurare nuovi focolai. Il sistema dell'accoglienza è al collasso, i sindaci chiedono la chiusura dei centri d'accoglienza, il fenomeno a queste condizioni è ingestibile. Locali chiusi a mezzanotte, ma i piazzali pubblici si risvegliano in pattumiera, danneggiare i commercianti non evita gli assembramenti. Volontari ripuliscono il litorale sanleonino, tra loro anche il deputato pentastellato Michele Sodano che si domanda perché sulla spiaggia non c'è neanche un cestino. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Le ultime disposizioni sia nazionali che regionali ripristinano la libertà di movimenti dei cittadini, tra cui la possibilità di transito tra le regioni italiane e i paesi esteri. Tali decisioni di buon auspicio per il ritorno alla vita normale sicuramente non hanno lenito la preoccupazione di potenziali nuovi focolai Covid-19. Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro propone di sottoporre a scopo precauzionale i cittadini che fanno rientro in Sicilia al tampone rinofaringeo o al test sierologico a costo zero per i cittadini. Vediamo. Ho ricevuto una telefonata da parte dell'ASP, è stato un fulmine a ciel sereno, in cui mi informavano che una nostra concittadina che aveva fatto il tampone 2 giorni fa è risultata positiva. La ragazza rientrava dal nord Italia, quindi come vedete ciò che io da sempre dico di stare attenti, di utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale, la distanza di sicurezza e di igienizzarsi le mani è una cosa che bisogna continuare a fare. Siamo in un momento in cui dobbiamo convivere con il virus. La signora è rientrata nel nostro comune in un momento in cui vigevano le precedenti disposizioni, quindi ha fatto 14 giorni di quarantena e ha fatto il tampone e oggi ne siamo venuti a conoscenza del risultato. Tutti coloro che arrivano nel nostro territorio dopo il giorno 3 giugno non hanno questo obbligo, quindi arriveranno nel nostro comune e faranno vita sociale, anche se una mia ordinanza gli impone di comunicare la loro presenza nel nostro comune e l'amministrazione valuterà in base alla provenienza, quindi se sono aree soggette a rischio, di fare un esame serologico. Però questo non ci preserva dal contagio del virus, perché come voi sapete, anche se è un atteggiamento che il Comune Raffadali sta portando avanti, non viene seguito da altri comuni, per cui poi la sera quando i ragazzi si riuniscono a San Leone o in altre località possono contrarre il virus perché è presente in mezzo a noi. Io l'ho sempre detto, le uniche cose che ci possono salvaguardare sono i dispositivi di protezione individuale che vanno usati con accuratezza, sono la mascherina. Bisogna utilizzare sicuramente la distanza di sicurezza, quindi allontanare le persone quando sono vicine a noi e igienizzarsi spesso le mani. Queste sono le uniche cose che dobbiamo fare in un momento in cui hanno deciso che dobbiamo convivere con il virus e dobbiamo autoproteggerci. Ed è proprio per proteggere i suoi cittadini che il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro ha scritto al presidente della regione Nello Musumeci chiedendo che vengano sottoposti a tamponi rinofaringei tutti coloro che rientrano sull'isola. Cuffaro, dopo il nuovo caso di Covid registratosi nel suo paese, è preoccupato per l'imminente arrivo degli emigrati che ogni anno tornano nei luoghi d'origine ed ha rivolto l'appello anche all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e al titolare dell'ASP di Agrigento Alessandro Mazzara. Che secondo me non monitorare e non controllare i cittadini che vengono da altre regioni è una scelta scellerata. Io penso che tutti coloro che mettono piede nel nostro territorio regionale, che vengono da altre regioni a rischio o da altri paesi, devono aver effettuato il tampone rinofaringeo, che è l'unica certezza che abbiamo. Il rischio che la Sicilia oggi corre è di avere molti asintomatici in mezzo a noi, e questi asintomatici di aprire tanti di quei focolai che sicuramente faranno del danno alla nostra regione e ai nostri conregionali.
Un fatale incidente domestico sarebbe la causa della morte di un 41enne agrigentino, Massimo Pinzarrone, il cui cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri all'interno del bagno del suo appartamento nel popoloso quartiere di Villa Seta. La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato e cadendo all'indietro avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il termosifone. La madre e un vicino di casa sono state le prime persone ad accorrere sul posto tentando una disperata rianimazione in attesa dei soccorsi, ma per Pinzarrone non c'è stato niente da fare. Sul posto gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento, guidati dal dirigente Francesco San Martino, il medico legale che dopo una prima ispezione avrebbe accreditato sempre più la pista dell'incidente domestico. Adesso sarà la procura di Agrigento con il magistrato di turno a valutare tutte le opzioni del caso. Il sistema dell'accoglienza dei minori mostra le prime falle, fughe dai centri di Agrigento, Siculiana e Casteltermini. L'intolleranza al tempo del Covid diventa pressante. Sono i primi cittadini a chiedere che le strutture vengano chiuse e che la serenità dei cittadini non venga turbata. Lello Casesa. Un post pubblicato sui social dal deputato 5 Stelle Di Caro di qualche giorno addietro ha fatto scattare l'allarme sul centro di accoglienza del villaggio Mosè. Scene di guerriglia urbana, scrive, il centro di accoglienza per quarantena di Viale Cannatello va chiuso, ci vogliono strutture e luoghi idonei. Il grido di allarme, segnalato anche dagli abitanti della zona, si diffonde dopo la fuga dal centro di circa 15 migranti, scappati o allontanati dalla struttura. Il centro Cannatello è utilizzato come luogo di quarantena anti-Covid per gli immigrati sbarcati nelle ultime settimane. Preoccupazione ed angoscia, naturalmente legittima, è suscitata nel popoloso quartiere del villaggio e nella comunità agrigentina per la presenza del centro anti-Covid-19. Le forze dell'ordine hanno rastrellato la zona e le campagne circostanti durante la notte, recuperando quasi tutti i giovani tunisini per riportarli nuovamente nella struttura. Pare che alcuni di loro siano scappati per fame, ma sapremo forse oggi, attraverso il conteggio complessivo, se sono veramente fuggiti o sono stati recuperati tutti. Non si è fatta attendere la dichiarazione del ministro Provenzano in visita a Lampedusa, collegata ad un altro momento di tensione, questa volta causato da lampedusani che hanno dato fuoco al deposito di barche, un segnale chiaro di protesta al governo centrale. Sono venuto a Lampedusa, ha dichiarato Provenzano, per portare la vicinanza delle istituzioni ad una comunità offesa da questi gesti, una comunità che ha tenuto alto in questi anni l'onore e la dignità dell'Italia intera e dell'Europa. Lo Stato non si lascia intimidire da questi gesti, la magistratura assicurerà i colpevoli alla giustizia, ma lo Stato italiano ha un debito nei confronti di quest'isola che deve essere riconosciuto con vicinanza, attenzione, soprattutto in questa fase difficile di ripartenza. Anche Lampedusa deve ripartire assicurando collegamenti e condizioni di sicurezza e vivibilità a chi viene da fuori e a chi ci viene ogni giorno. Quest'isola deve tornare a splendere. Questa è un'isola di luce, non l'isola dei Rochi, ha concluso Giuseppe Provenzano. Fratelli d'Italia di Agrigento interviene a seguito della fuga di un gruppo di tunisini dal centro d'accoglienza lungo il viale Cannatello al villaggio Mosè. Afferma nell'esprimere massima vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia annuncia azioni di protesta a sostegno dell'immediata chiusura di tutte le strutture presenti in città e per dire basta alla sciagurata gestione del fenomeno migratorio da parte del governo PD 5 Stelle che contribuisce ad alimentare un pericoloso disagio sociale che sta mettendo la Sicilia, dalla più bella isola del Mediterraneo, a nuovo campo profughi d'Europa. Ci hanno promesso le navi da crociera e ci ritroviamo con la nave per la quarantena dei migranti. Aspettavamo i turisti e ci ritroviamo con centinaia di clandestini, concludono. Riaprono gli esercizi commerciali di domenica, ma è già protesta, soprattutto dei lavoratori che all'improvviso sono stati ricontattati dalle rispettive aziende che, recependo la circolare della Protezione Civile della Regione Siciliana, hanno comunicato ai propri dipendenti il rientro al lavoro immediato. Anche ad Agrigento ieri hanno riaperto i negozi
Anche al centro commerciale Città dei Templi, il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, sottolinea il tema delle aperture domenicali sarà ampiamente ridiscusso nei competenti tavoli. Sono certo che grandi mutamenti scatenati dalla pandemia ci porteranno a trovare soluzioni condivise anche con le parti sociali al fine di armonizzare le norme che forse oggi non rispondono in pieno alle esigenze del mercato. E intanto le segreterie regionali CGIL, CISL e UIL hanno unitamente proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori del settore del commercio, riservandosi ogni ulteriore iniziativa. I segretari regionali dicono nessun accordo è stato raggiunto sul tema della liberalizzazione selvaggia delle aperture domenicali e festive. Ordinanza di Musumeci fase 3, Sicilia sicura, arriva il protocollo sanitario disco verde da parte del presidente della regione Nello Musumeci, in vigore da oggi e fino al prossimo 30 settembre il protocollo sanitario. Il documento, oltre all'applicazione digitale di assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell'isola non essendone residenti o domiciliati, istituisce anche l'unità sanitaria di continuità assistenziale turistica. C'è il servizio. Disco verde in Sicilia per il protocollo sanitario Sicilia Sicura, che è contenuto nella nuova ordinanza emanata nel fine settimana dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il documento, oltre all'applicazione digitale di assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell'isola, non essendo né residenti o domiciliati, istituisce anche l'unità sanitaria di continuità assistenziale turistica e fornisce delle linee guida per favorire la più ampia diffusione del protocollo, che sarà in vigore dall'8 giugno fino al prossimo 30 settembre. I titolari delle società di gestione dei trasporti e di qualsiasi struttura ricettiva, anche a carattere extra-alberghiero, saranno chiamati a promuovere il sistema di registrazione sul sito siciliasicura.com. Come è noto, spetterà al Dipartimento della Protezione Civile regionale coordinare, mediante il numero verde 800 45 8787, il call center per l'assistenza sui contenuti del protocollo Sicilia Sicura. In particolare, agli utenti verranno erogati servizi in lingua italiana e inglese, con informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati. Settimanalmente verrà redatto un report sull'andamento degli ingressi in Sicilia. Saranno le USCAT, Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale Turistica, a occuparsi del monitoraggio, presa in carico e assistenza degli eventuali casi sospetti da Covid-19 fra i non residenti o domiciliati nell'isola. In particolare, in caso di positività di un soggetto, si applicheranno i protocolli vigenti dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ordinanza è specificato invece che l'isolamento domiciliare, conseguente all'accertamento della positività al contagio, ove non sia necessario il ricorso a cure ospedaliere, è organizzato dalla Regione Siciliana, senza oneri a carico dell'interessato. Il 24% degli italiani sceglierà come meta delle prossime vacanze la Sicilia, così emerge dall'ultima indagine del Codacons che ha raccolto i dati relativi. In testa alla classifica delle mete più gettonate per le vacanze estive 2020 si piazza la Puglia, che sarà scelta da circa il 28% dei villeggianti, seguita da Sicilia al 24% e dalla Sardegna al 18%. L'80% degli italiani che quest'estate si concederanno una vacanza rimarrà comunque entro i confini nazionali e la villeggiatura avrà una durata media inferiore rispetto al trend registrato negli ultimi anni e sarà all'insegna del relax. Il presidente della regione Nello Musumeci, insieme all'assessore alla salute Ruggero Razza, è in visita ad Agira, ex zona rossa, durante l'emergenza coronavirus. Vediamo. Non è un caso che abbiamo voluto avviare da Agira questo giro di operatività, voglio dire, in una provincia fortemente colpita dalla epidemia. Qui la zona rossa è stata una necessità dolorosa, l'abbiamo concordata in tempo col sindaco per evitare il moltiplicarsi dei danni. Adesso bisogna guardare al futuro. Bisogna capire quali sono le emergenze essenziali, quelle che deve affrontare la Regione e quelle che deve affrontare lo Stato. Questa è una città ricca di storia, ricca di presente e con uno zaino pieno di futuro. Dobbiamo saperlo valorizzare
fissando gli obiettivi, cercando le risorse e collaborando. Il punto di riferimento di Leonforte abbraccia un bacino di decine e decine di migliaia di persone, quindi noi abbiamo il dovere di renderlo punto di riferimento per gli abitanti della zona. L'ho trovato molto pulito, ben messo, curato, ben ordinato e di questo mi compiaccio col personale sanitario. Il consigliere comunale di Agrigento, Angelo Vaccarello, punta il dito contro la gestione di San Leone. Afferma: San Leone sancisce il fallimento dell'amministrazione Firetto. Vaccarello aggiunge: le chiusure a mezzanotte mettono in crisi l'economia commerciale, le ordinanze anti-assembramento sono comunque ugualmente disattese. Il terzo fine settimana della fase 3 lascia una bruttissima etichetta. Nonostante la chiusura anticipata dei locali e il divieto di vendita di alcolici da sport dopo le 21:30, oltre a quello di vendita di bottiglie e lattine nella stessa fascia oraria, il risultato è quello che si vede nel video: bottiglie di vetro e bicchieri di carta lasciati abbandonati nel piazzale Cesco Tedesco a San Leone. Torna la movida, il porticciolo di Agrigento viene vandalizzato. L'indignazione corre sui social. Perché nelle spiagge di San Leone non c'è neppure un cestino? A chiederlo il deputato 5 Stelle Michele Sodano, che insieme a dei volontari ha ripulito il litorale al motto di inquinatori pentitevi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Pulizia delle spiagge domenica a San Leone, nel litorale che va dal blowout in avanti. L'iniziativa è stata resa possibile grazie ai volontari dell'associazione Team Spiagge Pulite, Ama Agrigento, Greenfield Italia, Giovani per l'Ambiente, che hanno raccolto tantissimi rifiuti abbandonati da cittadini incivili e facendo ammenda anche all'amministrazione comunale agrigentina che nelle spiagge non esistono i cestini dove si possono conferirli. L'iniziativa ha visto la partecipazione di tantissimi giovani e ha dato anche il suo contributo fattivo all'onorevole Michele Sodano del Movimento 5 Stelle, che appena tornato da Roma ha voluto partecipare alla raccolta dei rifiuti. Non sono qui in veste di politico, ma in veste di cittadino che tiene allo sviluppo della propria terra e alla pulizia dell'ambiente. Devo dare una brutta notizia: la situazione è disastrosa perché non essendoci cestini in nessuna parte della spiaggia, la gente viene qua e si sente quasi autorizzata a lasciare i propri rifiuti, le proprie bottiglie di plastica, di birra. Allora, se noi vogliamo parlare di sviluppo, di benessere, ma se vogliamo anche pensare alla salute dei nostri mari, dei nostri fondali, è chiaro che ad Agrigento bisogna aprire con una nuova fase di politica ambientale. L'ambiente è una priorità perché dall'ambiente dipende la qualità della vita dei cittadini. Allora, noi oggi siamo qua e stiamo dando una pulita incredibile, ci sono 50 ragazzi, io sono emozionato per la presenza così massiccia di oggi, ma questo non è il nostro compito. L'amministrazione comincia a lavorare, Firetto comincia a lavorare, perché Agrigento si merita delle spiagge da bandierina blu e non delle discariche che troviamo nelle spiagge ma anche su tutta la città. L'ambiente è una priorità e chi si vuole candidare a fare politica non può tergiversare su questo argomento, quindi bene le associazioni che fanno quello che l'amministrazione non fa, però noi più di sensibilizzare la gente non possiamo fare. Adesso tocca il vero lavoro dell'amministrazione. Questo ruolo alle prossime elezioni ad Agrigento? Passiamo di pala in frasca, ma chiaramente stiamo cercando di attivare una sensibilità cittadina, perché vogliamo gente normale come me, che prima facevo un manager in un'azienda e ho svestito quei panni per fare il politico e per rappresentare i miei cittadini. Voglio che succeda la stessa cosa anche ad Agrigento, perché non c'è niente di più bello e la gratitudine che ti arriva dalla comunità quando agisci per loro è immensa. E dobbiamo assolutamente mettere da parte quella politica fatta da gente che da 30 anni sta nei soliti posti e si è fatto semplicemente gli affaracci propri. Qua bisogna avere una nuova politica con visione del futuro, sviluppo, creare lavoro, creare bellezza, spendere bene i soldi, e questo lo può fare semplicemente una nuova classe politica. Quindi
Questo forse può essere un invito alla cittadinanza a contattarci, a fare politica attiva, con il Movimento 5 Stelle e con qualsiasi altro partito, perché io voglio andare oltre le bandiere, io voglio nuova gente che faccia politica. Oltre 1 milione di euro per le imprese di Agrigento colpite gravemente dal lockdown. Il Comune, con lo strumento di agenda urbana, ha concesso alle aziende agrigentine che non riusciranno a ottenere il contributo a fondo perduto perché fuori dalla graduatoria regionale di poter essere reinseriti quali aventi diritto, spiega il sindaco Firetto. Ciò sarà possibile grazie all'utilizzo di fondi fino a 1.200.000 euro di agenda urbana per questa finalità e col medesimo meccanismo di erogazione promosso dalla Regione. La misura prevede un contributo a fondo perduto fino a 35.000 euro per ogni azienda che ha ridotto o annullato i ricavi nei mesi del lockdown a causa della pandemia. Il contributo sarà erogato attraverso un bando regionale diretto a tutte le imprese, non solo del settore turistico, in base alla dichiarazione di perdita economica desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2019 relativa al 2018. Avvio stagione balneare, un bilancio del primo weekend al mare al tempo del Covid. Vediamo. Al via dallo scorso sabato, come previsto dall'ordinanza del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione, la stagione balneare in Sicilia. Nell'ordinanza sono previste numerose misure per andare al mare in sicurezza. Secondo quanto stabilito all'interno dell'ordinanza, gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere devono seguire delle precise indicazioni anticontagio. Si può quindi tornare in spiaggia, ma bisogna adottare tutte le precauzioni per evitare i contagi. Si tratta di una fase molto importante che permetterà di far ripartire l'economia dell'isola e in particolare al settore del turismo. Sappiamo che Capodorlando è il punto di riferimento della provincia, non solo della regione e del sud Italia, perciò ragazzi divertiamoci. Noi, per quanto il turismo sarà prima di tutto nostrano, noi lo dobbiamo godercelo di questo. Sappiamo che siamo un punto di riferimento, Capodorlando sa che può dare tanto, perciò non abbiamo paura da questo punto di vista. Dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo rispettare quella che è la distanza sociale e quello che tutto lo Stato, Conte, ci chiede, però ragazzi dobbiamo avere anche un minimo di tolleranza, perché a mare, in spiaggia, immaginate il bagnino che dovrebbe stare così. E nello stesso tempo dobbiamo capire che per mantenere un locale come questo, da 80 posti siamo diventati 40, da 40 ombrelloni siamo diventati 20, però questo lo facciamo e rispettiamo le regole. Però dobbiamo anche immaginare la gente che vuole scendere a mare, vuole divertirsi, nessuno può pretendere che scenda a mare e farsi il bagno con la mascherina, nessuno può pretendere che il bagnino di uno stabilimento balneare stia con la mascherina sotto il sole per 8 ore. È veramente una pazzia, perciò speriamo che le linee guida cambino da qua a qualche altra settimana. Noi speriamo che quella curva di contagi cali tutto. Sappiamo che invece di 10 faremo 5, però nello stesso tempo abbiamo salvaguardato la nostra popolazione. Fino a giugno muri alzati, non entra nessuno. Vediamo cosa succede e poi da questo momento in poi tutti in spiaggia a fare il bagno. A proposito di sicurezza, abbiamo visto i vetri in plexiglass che separano chi fa i cocktail dal cliente, quindi una sicurezza. Ma non soltanto, abbiamo fatto un ingresso, abbiamo fatto un'uscita, abbiamo mantenuto le misure di distanza tra i tavoli, abbiamo fatto il QR code per ordinare e non toccare un menù plastico che abbiamo anche, perché capisci anche che la gente a 70 anni, se gli dici che cos'è un QR code, non prendiamoci in giro, ci ridono in faccia. Perciò di conseguenza fatte tutte le disposizioni, messi tutti i cartelli, messi tutti gli igienizzanti, messi tutti gli apparecchi per mantenere distante da questo punto di vista il Covid, ragazzi ci dobbiamo divertire. Per il resto noi non abbiamo problemi, perché i tavoli li abbiamo sempre messi a una certa distanza, magari non 1 metro, era 80 centimetri prima, e i lettini hanno sempre avuto il loro spazio, ogni postazione ha il suo spazio, ogni persona ha il proprio lettino e nessuno che possa fare zig zag fra i vari lettini occupando le postazioni degli altri. Quindi noi non vediamo dei grandi problemi, speriamo che il fattore della mascherina possa essere eliminato al più presto, perché al mare non è molto pratico. Per il resto speriamo bene.
Il consigliere comunale di Agrigento Marco Vullo annuncia che il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una mozione di cui lo stesso è primo firmatario, che prevede il rinvio della prima rata dell'IMU e la riduzione o l'annullamento dell'IMU per le imprese commerciali e artigiane. Marco Vullo aggiunge: vista la scadenza del primo acconto del tributo IMU il 16 giugno, l'amministrazione Firetto è già in netto ritardo nel portare a termine la procedura di rinvio, sospensione o annullamento. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Svelate le ragioni dell'uccisione del pakistano di 32 anni accoltellato mortalmente a Caltanissetta lo scorso 3 giugno all'interno della sua abitazione. Sarebbe intervenuto a difesa di alcuni braccianti vittime del caporalato, convincendoli a denunciare gli sfruttatori. Così i carabinieri ricostruiscono il movente del brutale omicidio. I militari hanno arrestato 5 persone coinvolte nel delitto. Per 4 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nisseno ha convalidato l'arresto. Al quinto indagato, solo per favoreggiamento, è stato imposto l'obbligo di firma. L'arma utilizzata è stata rinvenuta subito dopo l'aggressione. Si tratta di un coltello di circa 30 centimetri. Mafia e scommesse, maxi operazione della Guardia di Finanza a Palermo denominata All-In. I dettagli nel servizio. È stata denominata All In l'operazione antimafia portata a termine stamane dalle fiamme gialle del capoluogo di regione, le cui indagini hanno permesso di evidenziare come il sistema malavitoso di Cosa Nostra si fosse perfettamente inserito fra i circuiti del gioco online e delle scommesse sportive. Un giro d'affari dal valore di circa 100 milioni di euro che avrebbe finanziato i clan siciliani. L'indagine, coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore Francesco Lovoi, ha infatti svelato le complicità di alcuni imprenditori che avrebbero riciclato il denaro sporco per conto dei boss. 10 in tutto le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo. Come può capitare un mese che invece uno diventano loro? Ma perché l'interesse è nostro? Allora loro quello che guadagnano, Vincenti, devono dare il 20% a saldo, stop. No, un quinto gli danno. Se loro guadagnano 100 euro, a salvo gliene toccano 20. Non mi interessa niente, pure chi penso tu, fa fare una maniera e basta. A finire in cella sono il 57enne Francesco Paolo Maniscalco, in passato condannato per mafia ed esponente della famiglia di Palermo Centro, il 55enne Salvatore Sorrentino, che per conto dei clan avrebbe riciclato il denaro, e poi l'insospettabile manager che per mezzo di Cosa Nostra avrebbe partecipato ai bandi dell'Agenzia dei Monopoli fin dal 2007, cioè Salvatore Rubino, ed ancora il 42enne Vincenzo Fiore, il 44enne Cristian Tortora, che partecipando ai bandi pubblici avrebbero ottenuto le concessioni statali rilasciate dalle agenzie delle dogane e dei monopoli per la raccolta di giochi e scommesse sportive. Domiciliari invece per Giuseppe Rubino, Antonino Maniscalchi e Girolamo Di Marzo. Agli imprenditori Elio e Maurizio Camilleri è stato infine notificato il divieto di dimora a Palermo. Il provvedimento, firmato dal GIP Walter Turturici, ha fatto scattare il sequestro di 5 società palermitane, tra cui la Bet4Bet SRL, che già nel 2015 dichiarò un volume d'affari di ben 62 milioni di euro. Negli anni, grazie alla loro abilità imprenditoriale e ai vantaggi derivanti dalla vicinanza alla mafia, gli indagati avrebbero acquisito la disponibilità di numero sempre maggiore di licenze e concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da imprese formalmente intestate a prestanomi compiacenti. Determinante per la riuscita delle indagini è stata la microspia piazzata dagli investigatori del GICO in una falegnameria di via Emiliani Giudici, ove si svolgevano i summit fra manager e boss. Pare che lo stesso anziano di Cosa Nostra, Settimo Mineo, fu chiamato in causa per risolvere diverbi sorti fra Rubino e Camilleri in merito a corposi investimenti nel settore giochi. La rilevante capacità economica sviluppatasi nel tempo è inoltre testimoniata dalle acquisizioni patrimoniali operate negli ultimi mesi, a conferma della concreta minaccia delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico legale, oggi in seria difficoltà a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19.
Giuseppe Galanti, 58enne, accusato di essere il cassiere della famiglia mafiosa di Licata, indagato per associazione mafiosa nelle inchieste Alicon e Assedio, prova a convincere i PM a non chiedere il rinvio a giudizio. C'è il servizio. Giuseppe Galanti, 58enne, accusato di essere il cassiere della famiglia mafiosa di Licata e indagato a piede libero per associazione mafiosa, si difende davanti ai carabinieri delegati dai pubblici ministeri della direzione del settore antimafia che hanno concluso le indagini Assedio ed Alicon e si apprestano a mandarlo a processo con altre 19 persone. L'interrogatorio è avvenuto nei giorni scorsi. Galanti, assistito dagli avvocati Giovanni Castronovo e Chiara Proietto, è rimasto indenne ai 2 blitz eseguiti dai carabinieri dal Ross fra luglio e agosto scorsi, ma è finito sotto accusa per il contenuto di alcune intercettazioni in carcere tra Angelo Occhipinti, 65 anni, presunto capomafia di Licata chiamato Piscimoddu, e il figlio. Il boss, parlando col figlio nella sala colloqui del penitenziario di Catania, gli dice di fare riferimento a Giuseppe Galanti, poi una frase a bassa voce captata dalla microspia del carcere. Da ora in poi zio Roberto. Era quello il nome in codice. Occhipinti, padre e figlio, parlano di zio Roberto come l'uomo da andare a trovare per farsi consegnare soldi delle spese legali e un paio di scarpe. Il figlio, la cui condotta non è in alcun modo perseguibile, visto che il favoreggiamento non c'è quando si tratta tra padre e figlio, lo incontra e gli fa delle richieste. I carabinieri lo pedinano e filmano tutto. Galanti, già arrestato e condannato insieme ad Occhipinti nell'operazione su mafia e racket denominata Auster, nega di aver mai pagato le spese legali ad Occhipinti. Ho dato 1.000 euro al mio avvocato per il mio onorario, sono in difficoltà economiche dopo la scarcerazione e sono fuori da ogni giro, ha detto. Ammette di aver fatto avere però delle scarpe parlando di un regalo ad un ex amico. A Palermo, al Palazzo di Giustizia, nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, prosegue oggi il processo in abbreviato, frutto dell'inchiesta antimafia nell'Agrigentino cosiddetta Kerkent, che ha svelato la presunta riorganizzazione della famiglia mafiosa di Agrigento. In occasione della requisitoria, i pubblici ministeri della Procura antimafia palermitana Claudio Camilleri e Pierangelo Padova hanno proposto la condanna dei 28 imputati per complessivi 335 anni di carcere. Oggi è la volta della replica delle parti civili e delle arringhe della difesa. E la difesa di Diego Gioacchino Lo Giudice, 73 anni, imprenditore di Canicattì, chiede la revoca della misura della sorveglianza speciale imposta lo scorso settembre dai giudici del Tribunale di Agrigento. Lo Giudice è stato condannato nell'ambito dell'operazione Apocalisse per essere stato uno dei fiancheggiatori del boss Giuseppe Falzone. Vediamo. Non c'è alcun elemento attuale dal quale desumere la pericolosità sociale. La difesa chiede la revoca della sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore canicattinese Diego Gioacchino Lo Giudice, 73 anni, arrestato e condannato a 10 anni di carcere nell'ambito dell'operazione antimafia Apocalisse, considerato uno dei fedelissimi nonché prestanome dell'ex capomafia provinciale Giuseppe Falzone. La procura invece non ha impugnato la decisione del tribunale di non confiscare la quasi totalità dei beni. Diventa quindi definitivo il provvedimento della sezione misure di prevenzione emesso nel settembre scorso. Davanti alla Corte di Appello si è discusso il ricorso della difesa affidata all'avvocato Angela Porcello, che chiede la revoca del provvedimento con cui i giudici della prima sezione avevano disposto la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi e la confisca di una sola azienda, la Ecolmax, di cui era stata approvata l'acquisizione illecita. Rigettata la quasi totalità delle richieste di confisca di beni già oggetto di sequestro nel 2015, avanzata dalla Procura di Palermo. Il Tribunale aveva infatti deciso la restituzione del resto del patrimonio, immobili e rapporti bancari, il cui valore è stato stimato in poco più di 1 milione di euro. Le indagini patrimoniali hanno ipotizzato una difformità tra la capacità reddituale del nucleo familiare e quanto realmente posseduto. Secondo gli inquirenti, la differenza sarebbe stata frutto di capitale di origine illecita o di riciclaggio, secondo quanto accertato l'inchiesta Apocalisse, l'ultima che ha stretto il cerchio attorno all'ex superlatitante Giuseppe Falzone, di cui Lo Giudice era stato prestanome per l'acquisto occulto di alcune quote di società che operavano nel settore della distribuzione alimentare. La Procura Generale ha insistito nelle richieste, la decisione è attesa nelle prossime settimane. Il Consiglio Comunale di Grotte ha approvato lo schema di statuto della
costituenda azienda speciale consortile che gestirà il servizio idrico. In proposito il sindaco Alfonso Provvidenza e il presidente del Consiglio Comunale Angelo Carlisi commentano: si tratta di un passo avanti importante verso il ritorno all'acqua pubblica in provincia di Agrigento, ma c'è ancora molto da lavorare. Aspettiamo adesso l'approvazione da parte degli altri consigli comunali al fine di accelerare l'addio al Girgenti Acque. Del resto le finalità dell'azienda speciale consortile sono chiare: l'equilibrio dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato e la promozione e sviluppo di pratiche di buon governo della risorsa idrica. Calcio eccellenza, Vito Lupo carica i tifosi del Canicattì. Vediamo. La scelta di sospendere il campionato di eccellenza ci ha penalizzati molto, ma la decisione è stata giusta visto che si è arrivati a questa conclusione grazie ai consigli e ai pareri degli esperti. Il forte centrocampista Vito Lupo, uno dei protagonisti dell'esaltante cavalcata della seconda parte del torneo di eccellenza Girone A con la maglia del Canicattì, che ha portato a far conquistare alla squadra biancorossa la seconda posizione alle spalle del Dattilo, non ha dubbi. Il campo ci avrebbe dato immense soddisfazioni. È chiaro che c'è gente che studia, che ha riflettuto tanto prima di prendere questa decisione, dice Lupo, che dopo aver perso la finale playoff con il Biancavilla per l'accesso alla Serie D durante la stagione e la gestione dell'allenatore Terranova, aveva cambiato squadra all'inizio della scorsa stagione, salvo poi tornare con l'apertura del mercato dicembrino. Quindi credo che per decidere così vuol dire che era la scelta migliore da fare. È vero, ci ha penalizzato, ma bisogna accettarlo e basta. Vito Lupo riflette sul fatto che la squadra avrebbe meritato la Serie D. Per raggiungere il traguardo avremmo avuto due possibilità, dice Lupo: lottare per il primo posto, visto che avevamo solo 6 punti di differenza col Dattilo e ancora mancavano 6 giornate alla fine, oppure sfruttare il treno dei play-off. Adesso vedremo se sarà data la possibilità a chi era ai piani alti della classifica di poter chiedere ripescaggio e affrontare il prossimo anno il campionato superiore, ma anche qui deve essere la società a prendere una decisione. Già lo scorso anno il Canicattì, da perdente della finale playoff, avrebbe potuto avanzare questa istanza, ma la dirigenza, con in testa il presidente Angelo Licata, ha rinunciato per la questione legata allo stadio. Da 2 anni infatti la squadra biancorossa disputa le partite interne a Ravanusa, allo stadio Saraceno, che è dotato di manto in erba sintetica, e attende che inizino i lavori di ristrutturazione del carrotto a Bordonaro di Canicattì per tornare a giocare in casa. Lavori che dovrebbero iniziare entro l'anno, quindi sarà un'estate molto calda per gli ultra biancorossi, che conosceranno le decisioni della società verso la fine di luglio. Tutto però è azzerato, si potrebbe ripartire sicuramente dall'allenatore Pippo Romano e dallo stesso Vito Lupo, che dice: ovviamente il mio futuro è legato al Canicattì, perché senza ombra di dubbio darò priorità a questa società. Ci faremo una chiacchierata e vedremo se ci saranno le condizioni per continuare insieme sulla stessa strada. Visto che il campionato è stato sospeso, mi sento ancora di avere un conto aperto con questa società, con questi tifosi. Un evento di mototerapia takeaway si svolgerà ad Agrigento in massima sicurezza e seguendo tutti i protocolli sanitari il 10 giugno, mercoledì prossimo, a partire dalle 10:30 al porticciolo Cesco Tedesco di San Leone. All'evento, organizzato dall'associazione Motorlife di Agrigento, presieduta da Rosario Farrugia, sarà presente il campione e l'inventore della mototerapia Vanni Oddera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.